Bene, buongiorno a tutte e tutti. Mi presento, io sono Francesco Pitasse, sono il delegato del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine per quanto riguarda la ricerca, e sotto questo ombrello ovviamente ricadono anche i dottorati di ricerca. Prima di entrare più nel dettaglio con alcune indicazioni pratiche, soprattutto lasciare la parola a chi ha molta più competenza, io sono un umanista, quindi in qualche misura la mia competenza in questo caso è davvero molto limitata. A chi seguirà, ovvero sia i coordinatori dei singoli corsi di dottorato di ricerca, volevo dire alcune cose molto rapidamente. In prima istanza l'Università degli Studi di Udine crede fermamente in quello che è il progetto di formazione alla ricerca, ovvero sia detta altrimenti la formazione di terzo livello, e conseguentemente dedica una parte non trascurabile delle proprie risorse proprio per garantire che una volta conseguito il diploma di laurea magistrale alcune candidature possano proseguire, quelle più promettenti, in un percorso di formazione alla ricerca che poi potrà articolarsi verso la carriera accademica o verso un'attività viceversa all'interno del tessuto imprenditoriale, della pubblica amministrazione e via discorrendo. In questo senso già il mio predecessore, il professor Trovarelli, ricoperto questa funzione di delegato alla ricerca, ha individuato un sistema di suddivisione anche per differenti fasce degli importi delle borse di ricerca che corrisponde in qualche misura a un'analisi di mercato per quello che riguarda il mercato del lavoro, e conseguentemente per offrire delle opportunità che corrispondano maggiormente alle vostre ambizioni sia professionali che di formazione. Seconda questione, già da quest'anno, da questo ciclo, il 41esimo, abbiamo operato di concerto con l'area della ricerca, che è la parte amministrativa che si occupa appunto di gestire complessivamente la ricerca e anche i dottorati di ricerca, un rinnovamento e riorganizzazione di quella che si considera la formazione trasversale. Voi adesso avrete una serie di informazioni più specifiche e pratiche su quella che è la didattica curricolare e intercurricolare dei corsi di ricerca, però per adempimento di legge tutti quanti i dottorandi e le dottorande devono avere una formazione complessiva che permetta loro, durante la propria attività formativa alla ricerca e successivamente, di valorizzare al meglio le proprie conoscenze e competenze. Sono quelle che si chiamano genericamente soft skills e che noi abbiamo cercato di declinare attraverso le competenze interne in Ateneo e quelle esterne ad esso in una serie di macro aree, ma per semplificare molto, particolare attenzione poniamo alla formazione, alla progettazione e alla ricerca, in modo tale che le vostre vocazioni e le vostre conoscenze possano poi, finito il percorso dottorale, trovare un'opportunità di finanziamento attraverso l'attrazione di risorse da bandi competitivi. L'etica della ricerca, che è un requisito sempre più spesso richiesto da tutta la parte di progettazione della ricerca, ma anche all'interno della ricerca, diciamo così, su committenza. Quello che riguarda la comunicazione della ricerca e conseguentemente come riuscire a proporre le proprie conoscenze e valorizzarle degli interlocutori esterni, siano essi un pubblico, quello che potremmo definire generico, o viceversa un pubblico specialistico, e via discorrendo. Infine, una nota, diciamo così, positiva che conferma l'investimento fatto nel corso di questi anni proprio per la formazione alla ricerca. Non so quanti di voi ne siano informati, spero non troppi, e che vi dedichiate piuttosto in questo momento alla ricerca in quanto tale piuttosto che alla valutazione della ricerca, ma tutte le istituzioni accademiche italiane e gli enti pubblici di ricerca sono soggetti a una valutazione quinquennale, quella che si chiama, con uno degli innumerevoli acronimi della neolingua accademica, VQR, cioè valutazione qualità della ricerca, che viene fatta dall'ANVUR, altro acronimo suggestivo, che è l'Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca Scientifica. Nell'ultima VQR, i cui risultati sono stati pubblicati una decina di giorni fa, la formazione dei dottorati di ricerca erogata dal nostro Ateneo ha ottenuto un risultato piuttosto lusinghiero. Su 61 Atenei statali risultiamo i 20esimi, che voi capite, per quello che riguarda un Ateneo che comunque sia rispetto ai mega Atenei posizionati in alcuni snodi cruciali della vita
sociale ed economica italiana, in un contesto per alcuni versi decentrato rispetto ai punti principali, è un risultato davvero ammirevole, sia perché abbiamo una taglia più piccola, ovviamente, sia perché appunto siamo in qualche misura non esattamente in quello che è la spina dorsale della vita nazionale, apparentemente. Invece, per quello che riguarda la formazione e la ricerca, risultiamo effettivamente aver fatto bene, e questo ci conforta nell'impegno profuso nel corso di tutti questi anni. Due consigli molto generici per tutti quanti voi che siete qui per proporre la vostra candidatura, probabilmente gran parte di voi lo hanno già fatto. Nel momento in cui iniziate a prefigurarvi una prosecuzione del vostro percorso di ricerca all'interno dell'Ateneo o in qualsivoglia altro corso, è buona cosa guardare la composizione del collegio, chi effettivamente lavora all'interno di quel collegio, quali sono i profili di ricerca presenti, quali sono le competenze che lì sono effettivamente incardinate, perché immaginare di proseguire la propria strada richiede che ci sia un supervisore o una supervisora che sia al meglio capace di seguire il vostro percorso di formazione. Conseguentemente anche il progetto che andate a proporre deve riuscire a intercettare quelle che sono le competenze che dovranno in qualche misura seguirvi successivamente. Prima di entrare poi nel vivo, un ringraziamento più generico. Tutto questo è possibile perché c'è un impegno nuovamente da parte anche dell'apparato amministrativo dell'Università degli Studi di Udine, la cosiddetta area per la ricerca. Vorrei in maniera particolare ringraziare la dottoressa Medeot che supervisiona complessivamente i dottorati di ricerca e aiuta i collegi e i coordinatori e le coordinatrici nel lavoro che facciamo, ma anche tutte le dottorande e i dottorandi nel corso del proprio percorso e i candidati e le candidate che hanno bisogno di indicazioni. E successivamente Elisa Buzzi, Sabrina Di Santolo, Francesca Del Giudice, Stefano Piccini, Roberta Paoletti e infine Alessandra Spangaro. Sono le persone che davvero lavorano perché tutto questo sia possibile. Andando più nel dettaglio, abbiamo suddiviso le presentazioni dei corsi in quelle che sono le macro aree che lo European Research Council dispone per indirizzare le proposte e la progettazione di ricerca e anche seguirne in qualche misura l'organizzazione. Social Sciences and Humanities ha avuto luogo la presentazione mercoledì scorso al Top of Wasserman, mentre oggi ovviamente, come sapete, siete alla presentazione di, spero che lo sappiate, di Physics and Engineering e successivamente, se qualcuno di voi avesse interessi interdisciplinari, ci sarà anche la presentazione dei corsi in area Scienze della Vita, Life Sciences. I corsi appunto che adesso di cui sentirete le presentazioni sono 4, informatica e intelligenza artificiale, scienze dell'ingegneria energetica e ambientale, ingegneria industriale dell'informazione e scienze matematiche e fisiche. Solo per darvi un pochino un'idea di come funziona l'architettura dei corsi, i corsi sono amministrati dai singoli dipartimenti. Detto diversamente, voi qualora, diciamo così, il vostro progetto e la vostra candidatura venissero accolti, vi interfaccerete ovviamente con l'area della ricerca, ma per quello che riguarda le missioni di ricerca, una serie di attività dal punto di vista gestionale relative alla didattica curricolare e via dicendo, il punto di riferimento sono viceversa i dipartimenti. E qua, come vedete, in buona sostanza, per quello che riguarda i corsi di vostro interesse quest'oggi, informatica e intelligenza artificiale, di cui è coordinatore il professor Alessandro Cimatti, e che è un dottorato che è in convenzione con la Fondazione Bruno Kessler. Il dipartimento di riferimento è il dipartimento di matematica, informatica e fisica, e per scienze matematiche e fisiche è la professoressa Cobal, che pure afferisce al medesimo dipartimento, mentre i 2 dottorati di ambito ingegneristico, cioè rispettivamente ingegneria industriale e dell'informazione, coordinato dal professor Fusiello, e scienze dell'ingegneria energetica e ambientale, coordinato dal professor Marchioli, sono amministrati dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura.
Il bando, ma lo saprete, spero anche in questo caso, è stato emanato da poco, ovvero sia il 15 aprile 2026. Le sessioni in cui sottoporre la candidatura sono due, una che si apre il 30 aprile, quindi a partire dal 30 aprile sarà possibile presentare le proprie candidature, e si chiuderà il 4 giugno del 2026 con un avvio dei corsi il 1 novembre. E una seconda sessione che viceversa si aprirà il 24 agosto e si concluderà il 24 settembre prossimi, con avvio dei corsi il 1 gennaio. Le posizioni disponibili sono previste per la prima sessione per tutti i corsi di dottorato di ricerca. Fate attenzione che lo siano, che ci siano posizioni disponibili per la seconda sessione qualora intendiate candidarvi per essa. Il numero di borse e di posizioni complessivamente, includendo anche quelle eventualmente senza borsa disponibili, verranno indicate nel momento in cui viene aperta la finestra per le candidature. Quindi tendenzialmente ne abbiamo già contezza, però per regolarvi e avere assoluta certezza controllate il bando al momento dell'apertura della finestra stessa. I requisiti di ammissione sono dell'ordine dell'ovvietà, ma ovviamente la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento, a occhio mi pare che fortunatamente nessuno appartiene a questa seconda coorte. Nel caso in cui abbiate conseguito un titolo di accesso straniero, deve essere comparabile ovviamente alla laurea magistrale italiana, e l'equipollenza viene sancita dalla commissione di ammissione stessa. Non è necessario avere il titolo nel momento in cui vi iscrivete, in cui presentate la vostra candidatura, ma deve essere viceversa obbligatorio averlo conseguito il giorno precedente l'avvio dei corsi stessi, quindi o il 1 novembre o il 1 gennaio, come avete visto poco fa. Questo è più o meno tutto. C'è il QR code se qualcuno di voi più tecnologico di me lo volesse acquisire per ulteriori informazioni, e quindi vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola a questo punto alla prima presentazione del corso. Bene, in bocca al lupo. Grazie intanto al professor Pitassio per l'inquadramento. Il mio suggerimento è di fare un dottorato perché è un investimento su voi stessi, tra il fatto che è anche un periodo in cui ci si diverte tanto, ma si impara tantissimo e vi lascia aperte tante strade per il vostro futuro. Perché un dottorato in informatica e intelligenza artificiale? L'informatica, a questo punto penso potreste averlo già capito, è la fondazione teorica dei sistemi digitali. Sistemi che girano sui computer, i sistemi che svolgono delle funzioni sempre più complesse, critiche nel senso che se qualcosa va storto poi ci sono delle conseguenze a volte irreparabili. Abbiamo esempi di sistemi computerizzati in ambito spaziale, avionico, ferroviario, tecnologie per l'agricoltura, biomedicale, nucleare, processi di controllo industriale, logistica e cyber security, e in generale i sistemi di questo genere stanno assumendo delle dimensioni difficilmente controllabili, e quindi da qua tutta l'ingegneria del software, la parte di fondazione teorica, che è come quando viene costruita una casa, ci sono degli schematici e delle regole di validazione, in questo contesto vengono fornite dalle fondazioni dell'informatica. L'altro lato del dottorato è quello dell'intelligenza artificiale, che è praticamente la tecnologia più disruptive, più dirompente degli ultimi 25 anni, che consente di sviluppare sistemi che hanno capacità di autonomia, adattività, gestione della complessità e di apprendere nuove funzioni. Io dirigo all'interno della Fondazione Kessler un centro per la Digital Industry, e dal 2021, fondazione del centro, siamo passati da 85 persone a 190 persone. Questo perché siamo su delle tematiche appunto di intelligenza artificiale
che sono in questo momento applicate in maniera pervasiva, e quindi la ricerca che viene svolta in questi ambiti ha tantissimi ambiti di applicazione. Ora, più specificamente, il programma di dottorato che ho l'onore di seguire e di coordinare è in collaborazione tra l'università e il centro della Fondazione Kessler, che è una fondazione di ricerca privata con finalità pubbliche che si tiene a Trento. Una parte delle borse vengono bandite su fondi finanziate su fondi ministeriali dall'università, e un'altra parte viene direttamente finanziata dai nostri fondi. Quindi noi crediamo moltissimo in questa iniziativa appunto di ricerca tramite i dottorandi, e infatti bandiamo 5 borse quest'anno, altrettante rispetto alle borse che vengono finanziate dall'Ateneo. E chiaramente questo dottorato si svolge in collaborazione anche con altri dipartimenti e con soggetti esterni pubblici e privati. Allora, quali tematiche vengono svolte all'interno del dottorato? Come diceva giustamente il professor Pitassio, voi andate a vedere il collegio di dottorato, è un collegio che ha una serie di competenze eterogenee, e vengono coperti molti temi. Adesso io ho fatto una palla di parole, come vedete sistemi, intelligenza artificiale, apprendimento, scienza computazionale e così via, modelli, sono delle keyword ricorrenti. Vi faccio magari più qualche esempio di come delle nozioni di tipo teorico vengono poi applicate in pratica su problemi reali. Partiamo dal quantum computing. Voi sapete che il quantum computing adesso è uno dei trend principali e con maggiori potenzialità. È interessante vedere come ci sono delle diciamo diverse tecniche che avete studiato durante i corsi, quanto l'ottimizzazione, il reinforcement learning, ma anche la teoria dei grafi, che vengono applicate per supportare e migliorare i sistemi di computazione quantica, per esempio per garantirne la stabilità nel calcolo, oppure per andare a realizzare delle compilazioni efficienti di algoritmi di alto livello verso delle porte logiche più primitive. Okay? In questo momento non ci sono dei linguaggi standardizzati per descrivere gli algoritmi per computer quantistici, quindi c'è tutta la teoria dei grafi viene utilizzata come base per sviluppare i compilatori dedicati. Questo è un altro esempio di applicazione molto interessante, in cui voi immaginate di avere degli apparati che devono essere controllati tramite delle manopole. E il problema è il fatto che queste manopole, a furia di muoversi, vengono specialmente in ambienti industriali, si possono consumare, possono iniziare e comunque richiedere della manutenzione. Allora, quello che è stato sviluppato all'interno del dipartimento è quello che abbiamo ribattezzato touch cylinder, ok? Cioè è un qualcosa in cui si muove solo la mano strisciando su quella pellicola di plastica, chiamiamola così, e il sistema è in grado, come un touchscreen, raccoglie il vostro tocco delle mani, è in grado di capire che tipo di movimento della manopola viene fatto, ma non fatto in realtà, e quindi questo fornisce una sorta di controllo tramite movimento, che è essenzialmente implementato tramite l'apprendimento di una rete neurale che capisce se il sistema è virtualmente fermo, si sta muovendo in maniera clockwise o counterclockwise. Un altro esempio di applicazione di tecniche di ricerca è quello della guida autonoma, e in particolare il problema di garantire la trustworthiness, cioè il fatto che noi ci possiamo fidare dei sistemi di guida autonoma. Quello che vedete a destra è un simulatore di un autoveicolo a guida autonoma, in cui
tramite metodi di verifica formale, quelli che studiate con il professor Giatti e anche nel mio corso, consentono di identificare dei casi di test particolarmente significativi perché evidenziano degli errori. Allora, ovviamente è molto meglio trovare gli errori prima che il software venga messo sulla macchina piuttosto che durante un'indagine dopo un incidente. Quello che vedete a sinistra invece è un veicolo della rete ferroviaria italiana, che è un veicolo autonomo di ispezione. Questo veicolo è in grado di andare a 200 all'ora sulle linee dell'alta velocità e fare da apripista o anche da controllo cantiere. Ha dei sistemi di intelligenza artificiale a bordo per capire quanto se ci sono delle situazioni sospette, ma soprattutto è in grado di muoversi a diversi livelli di autonomia, quindi in maniera controllata da un operatore remoto, ma anche in maniera completamente autonoma. Ora, il problema qui è che quando il sistema riconosce che qualcosa non è completamente normale sulla linea, deve tornare indietro. Dopo essersi fermato magari 250 metri dopo, torna indietro a ricontrollare. I treni non vanno all'indietro. Il principio del segnalamento è che i treni si muovono solo in avanti perché gli viene dato il via libera fino a un certo punto. Se qualcuno torna indietro, questo meccanismo salta. E quindi tutto questo tipo di sistemi software che vengono implementati per realizzare questo tipo di funzionalità è fondamentalmente rischioso. Quindi ci servono dei metodi matematicamente precisi per garantirne la correttezza. Un altro esempio di applicazione molto interessante di intelligenza artificiale è quella della pianificazione automatica, che decide come far muovere le cose, per esempio all'interno di una fabbrica. Qui abbiamo un sistema di electroplating, oppure come controllare un drone che va a ispezionare le condotte sottomarine, o magari un rover di esplorazione. E il planning è la capacità di decidere autonomamente che tipo di azioni fare per raggiungere un certo obiettivo. Questa è un'area di ricerca molto attiva che in tempi recenti sta combinando un'intelligenza artificiale simbolica basata su regole con un'intelligenza artificiale, per esempio, più dettagliativa statistica, in grado di fare dell'apprendimento in modo autonomo. Ci sono poi applicazioni legate che mettono sul campo tecniche di ricerca per visione artificiale. Questo è un esempio di come la singola bottiglia in una fabbrica di bottiglie viene tracciata, e in particolare per capire che se una certa bottiglia avrà un certo difetto, possiamo risalire a qual è il punto in cui è stata prodotta per capire qual è il macchinario difettoso. Similarmente qui abbiamo un robot che controlla il proprio movimento sulla base di quello che gli viene spiegato a voce tramite un multimodal model. Ci sono poi applicazioni, per esempio, di human computer interaction. Qua poi lascerò la parola a Massimiliano, che è più esperto di questo tipo di applicazioni, però tramite realtà virtuale e realtà aumentata è possibile, per esempio, simulare delle situazioni legate a scenari di protezione civile, supporto alla riabilitazione in caso di patologie, oppure preservazione dei beni culturali tramite realtà aumentata. Come dicevo, il bando per il 42esimo ciclo prevede nella prima sessione di call 5 borse di tipo ministeriale, quindi a tematica libera, e 5 borse finanziate dalla Fondazione Kessler su tematiche specifiche. Ci saranno 2 sessioni concorsuali, la prima appunto con scadenza il 4 giugno e la seconda il 24 settembre. E se siete interessati vi esorto a contattare i docenti di riferimento e i coordinatori, quindi me e il professor Buttussi come vice, e saremo a disposizione per discutere eventuali vostre domande o interessi. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Massimiliano per eventuali domande. Grazie. Io insomma ringrazio ovviamente il prof Cimatti e insomma sono molto orgoglioso di essere qui con voi insomma per raccontarvi un po' quella che è la mia esperienza nel dottorato di intelligenza artificiale e informatica. In particolare
come ho detto, insomma, professore, io sono al terzo e ultimo anno di questo percorso. In particolare, diciamo, avevo applicato per allora il 39esimo ciclo, adesso siamo al 42esimo, come potete vedere dalle slide, e quindi insomma a novembre sperabilmente dovrei finire il mio percorso. E volevo dirvi insomma soltanto due cose, poi volevo lasciare spazio alle domande e magari insomma mi siedo anche, come mi fanno cenno dalla regia, per spiegarvi un po' che cosa concretamente faccio io, insomma, venendo al dottorato e come mai ho deciso di voler fare il dottorato. Allora, parto con insomma, una piccola, diciamo così, riflessione. In particolare potrei dirvi che insomma, fare il dottorato è un'opportunità grandissima, specialmente farlo a Udine. Avete visto insomma, le statistiche che dicono che è un prestigioso il dottorato di Udine in generale. La formazione a Udine è prestigiosa. Potrei dirvi anche che il dottorato è uno o il più alto grado di formazione che potete ricevere, insomma in Italia perlomeno. Ma non sarebbe una risposta onesta, vera, sì, però non sarebbe una risposta onesta. E il motivo per cui io ho iniziato a fare il dottorato è perché ero curioso. Insomma, dopo il percorso magistrale di università, ho deciso che non mi bastava assorbire conoscenza passivamente, quindi studiare insomma come si fa in tutti gli altri 5 anni, mettiamola così, ma volevo contribuire in qualche maniera diciamo, a creare questa conoscenza, a generarla e soprattutto a saperla comunicare. Infatti una delle cose che il dottorato vi insegna, secondo me la cosa più importante, è comunicare le idee che voi avete in mente su magari ricerca che non è stata ancora fatta, cose che dovete inventare agli altri, dovete spiegare. Questa secondo me è l'abilità che potete apprendere con il dottorato, che è la migliore di tutte a parer mio. E naturalmente per creare conoscenza dopo il percorso di università il dottorato è l'ambiente perfetto, perché avete il tempo per fare ricerca su un tema che vi piace, sperabilmente, quindi scegliete qualcosa che assolutamente vi piace fare. Questo è un po' banale, ma funziona sempre. E ricordatevi che il percorso dottorale non è tutto rose e fiori, cioè è bello fare ricerca, sì, assolutamente, creare conoscenza, ma è un percorso che è difficile. Ci sono delle sfide da superare, anche ogni giorno è una sfida. Ci sono alcuni momenti in cui, non so, fate un test, il test non funziona, i risultati non sono quelli che volete. Ecco, sono quelli i casi in cui dovete pensare perché lo sto facendo, la vostra motivazione, dovete preservare, diciamo, la vostra motivazione, avere un'idea chiara del perché lo state facendo. Ok? E insomma, anche il concetto stesso di motivazione ho notato che in questi 3 anni è andato evolvendosi, perché all'inizio si parte con curiosità, poi dalla seconda metà del primo anno questa motivazione di curiosità diventa più una cosa di inerzia, sviluppate un attaccamento al vostro lavoro, a quello che state facendo, insomma anche per gli altri, se le vostre scoperte, insomma le vostre invenzioni, le vostre cose che state studiando possono aiutare gli altri. Questo è anche un altro, insomma, nobile scopo. Però ci sono momenti in cui tutto sembra non andare. Questo dovete metterlo in conto e insomma non sarei onesto a dirvelo, insomma, poi si può arrivare alla fine, riusciamo a finire tutti, io arriverò alla fine, quindi è tutto fattibile. E in particolare vi dicevo, comunicazione, ricordate che la comunicazione è importantissima, specialmente col vostro supervisore se volete insomma intraprendere il dottorato, è una cosa fondamentale, perché senza comunicazione non potete avere agganci e senza gli agganci, diciamo, le persone oramai sono degli asset importantissimi al giorno d'oggi. Il dottorato vi consente, anche insomma, viaggiando a conferenze, facendo progetti, allora magari non su questo, su quello della slide dopo, in collaborazione con l'università in Francia, di fare progetti fra più università, vi consente di esplorare nuovi orizzonti sostanzialmente, nuovi modi di fare scienza anche, e questo è tutto possibile grazie insomma, all'università che vi supporta e al percorso di dottorato.
Bene, grazie, buongiorno a tutti e grazie per essere presenti. Quindi appunto io sono Cristian Marchioli e sono il coordinatore ancora per 1 annetto e mezzo di questo dottorato che, come vedete dal nome, che è un po' lungo, quindi poco commerciale, però spiega bene di che cosa ci occupiamo. Quindi ci occupiamo di tutti gli aspetti che riguardano l'energia, quindi la sua produzione, il trasporto, lo stoccaggio, la conversione in contesto ambientale e ovviamente anche industriale. Okay? Quindi è per sua natura, come in realtà tanti dei programmi di dottorato che ascolterete, un dottorato molto ampio, molto trasversale, multidisciplinare, multifisico, come spero di riuscire insomma a trasmettervi con le slide che seguono. Allora, vi do un attimo un po' una panoramica di quella che è la struttura del nostro dottorato, che così generalmente noi strutturiamo appunto in diverse macro aree di riferimento. Quindi abbiamo un'area che chiamiamo Heat and Fluid Flow, dove studiamo in maniera generale, diciamo, per quello che riguarda le applicazioni, i fenomeni di trasporto, di massa, quantità di moto, calore, ripeto, in contesti molto diversi fra di loro. Abbiamo poi invece un'area che è quella di scienza dei materiali e processi chimici, un'area invece che riguarda la gestione dell'energia nel senso più ampio del termine e la sua ottimizzazione, e poi abbiamo un'area un po' particolare che riguarda la gestione e la riduzione dei rischi da disastro e la resilienza. Quindi quello che farò sarà cercare di darvi un po' un breve excursus di quelli che sono alcuni dei progetti principali che stiamo portando avanti per ciascuna di queste aree. Allora, parto dall'area Heat and Fluid Flow, che è quella di cui faccio parte io. Io sono un fluido dinamico, quindi mi occupo di come si muovono i fluidi in contesti molto diversi fra di loro, e in particolare negli ultimi anni ci stiamo occupando di studiare la dispersione di microplastiche. Ovviamente questo è un problema che è di dominio pubblico, sapete benissimo appunto che in pratica qualsiasi angolo di questo pianeta è popolato da microplastiche, ce ne abbiamo anche dentro di noi, non sappiamo se fanno ancora male oppure no, vedremo, lo scopriremo. Noi ci occupiamo appunto di capire dove vanno a finire queste microplastiche o anche nanoplastiche, perché possono rompersi e diventare molto piccole. Questo sia in ambiente marino che in ambiente atmosferico. Okay? Quindi c'è un grosso filone di ricerca che riguarda questo aspetto, ripeto, che impatta ognuno di noi. E quello che sappiamo è appunto in qualche modo da dove provengono, però non dove vanno a finire, che tipo di distribuzione hanno all'interno degli oceani e in ambito atmosferico, e questo è ciò di cui ci occupiamo. C'è anche un ambito di studio molto diverso, sempre nell'area Heat and Fluid Flow, che riguarda i motori a combustione interna, quindi ci sono diversi gruppi di ricerca che si occupano di diverse problematiche. In questo caso riguardano lo studio di diciamo così, modalità di combustione innovative che possono essere proposte per appunto questo tipo di motori. E qui vedete diciamo, alcuni esempi di casistiche che sono al momento allo studio. In particolare quest'area coinvolge anche lo studio dei cosiddetti biocombustibili o e-fuel. Passando invece all'area Materials e Chemical Processing, qui abbiamo i gruppi di scienza dei materiali e di chimica e catalisi. Una grossa fetta dell'attività riguarda appunto la conversione catalitica della CO2. La CO2, lo sapete, viene prodotta in 1000 modi, a noi interessa quella che viene prodotta così dai processi industriali, e l'idea è quella di utilizzare diciamo così, la catalisi per convertire questa CO2 in prodotti come ad esempio l'acido formico che vedete scritto lì, o anche altre tipologie di prodotti che possono essere riutilizzati in un'ottica, se volete, di economia circolare all'interno di ulteriori processi industriali. Quindi qui c'è il gruppo di catalisi che lavora molto, però in realtà questo tipo di problemi viene affrontato anche più dai gruppi di chimica vera e propria che diciamo così, si occupano di trasformazione meccanochimica delle biomasse.
Anche in questo caso si parla appunto di utilizzare la catalisi, in questo caso del rutenio, per trasformare la biomassa in qualcosa che possa essere di nuovo utilizzato invece che considerarlo come rifiuto sostanzialmente. Queste sono attività, quelle che vi ho detto finora, svolte sperimentalmente, invece ci sono anche attività di simulazione numerica, in questo caso a livello molecolare, quindi sono simulazioni che vanno a studiare a livello delle molecole quello che succede ad esempio nei processi di separazione. Quindi sono processi che riguardano sia il trasporto e la rimozione dei farmaci, oppure anche il riciclo di materiali chimici mediante appunto solventi, quindi processi di separazione di materiali chimici che vengono riciclati perché separati mediante solventi diciamo, a ridotto impatto ambientale. Quindi anche qui è un ambito diverso con anche approcci metodologici diversi. Poi passando appunto all'area Energy Management and Optimization, qui ci sono molti gruppi che sono coinvolti, come vi dicevo prima abbiamo un notevole spettro di competenze che possiamo raccogliere all'interno del nostro dottorato, quindi un'attività molto rilevante riguarda i sistemi produttivi e i sistemi logistici di tipo sostenibile, ad esempio quelli che consentono di movimentare diciamo degli oggetti attraverso l'utilizzo di diverse tipologie di combustibili, oppure ad esempio il trasporto tramite fotovoltaico. Qui, ripeto, sono solo una serie di esempi, magari qualcuno l'avete già sentito, cattura un po' la vostra attenzione, ce ne sarebbero molti altri, però chiaramente il tempo è limitato, quindi cerchiamo di dare una panoramica nel tempo che abbiamo. Poi c'è tutta una parte di studio degli impianti e degli edifici, quindi qua l'idea chiaramente è quella di cercare di minimizzare, come scritto qua in fondo, l'impatto su tutto il ciclo di vita di un certo tipo di impianto o edificio, quindi qua vedete appunto un esempio di quelli che sono i processi che possiamo ottimizzare, quindi il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, eccetera, eccetera. Anche qui diciamo questa è un'attività, se vogliamo, dal punto di vista diciamo, della metodologia di tipo modellistico e sperimentale, se vogliamo. Okay? E per quello che riguarda invece il gruppo di tecnologie ambientali che opera all'interno del dottorato, qui abbiamo un'attività molto forte su quello che è il recupero di materiali o di energia dal ciclo idrico integrato e proprio anche dai rifiuti. Okay? Quindi possiamo sia cercare di massimizzare il riutilizzo delle acque depurate, quindi acque utilizzate in processi come quello dell'agricoltura in particolare, invece di buttarle via cerchiamo in qualche modo di riutilizzarle, e concettualmente questa cosa viene anche applicata al recupero di ad esempio fanghi di depurazione attraverso trattamenti di tipo innovativo. Okay? Se non ricordo male, ad esempio tramite ozonizzazione è uno di questi processi. Infine, e sono all'ultima slide, diciamo così, per quello che riguarda questa carrellata, abbiamo la parte dedicata alla riduzione dei rischi da disastro e quindi resilienza, anche un concetto che si sente molto. In questo caso abbiamo una cattedra UNESCO che in qualche modo raccoglie tutte queste tematiche, quindi ci sono delle borse anche magari non ad ogni ciclo, però insomma abbastanza in maniera continuativa, borse che riguardano questo tipo di tematiche, che riguardano quindi la resilienza e la sostenibilità dei sistemi idrici, la sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi da disastro e il monitoraggio delle infrastrutture critiche, quindi ad esempio i ponti. Ecco. Questo era un po' per darvi una panoramica di quello che uno potrebbe fare all'interno del nostro dottorato. Qui avete i miei contatti, quindi appunto se avete qualche curiosità, a parte diciamo chiedere adesso, ma se siete timidi o non avete particolari domande, mi potete contattare successivamente a questo indirizzo email. Okay? Allora io ho finito qui, vi ringrazio e le domande le facciamo alla fine, quindi adesso faccio parlare Anna Paola, che ringrazio per la disponibilità, e quindi anche qui abbiamo un esempio di una persona che è riuscita a portare a compimento in maniera diciamo così, ottima e con successo questo percorso.
in qualche modo credo, e lo dirai tu possa confermare le parole del collega che ha preceduto, che è un percorso con delle difficoltà. Mi permetto di dire, avendo fatto io stesso il dottorato, che le gioie sono alla fine molte più dei dolori e quindi il bilancio è sempre positivo, perché così è un po' la vita è fatta di rose, non solo rose e fiori, ma anche di cose un po' negative. Questo succede nel dottorato, però ecco, non fatevi in qualche modo intimorire dal fatto che una delle prime cose che sentite, ci sono delle difficoltà, quelle ci sono sempre. Il bello è superarle, la gioia di superare una difficoltà direi che insomma è molto maggiore che quella di non superare alcuna difficoltà, perché non ci si è messo niente del proprio. Grazie Anna Paola, prego, se hai appunto qualcosa da raccontare, come spero, ti lascio la parola. Vorrei condividere quindi brevemente la mia esperienza come dottoranda, che personalmente è un percorso che lo consiglio sia dal punto di vista accademico sia personale. Quindi uno degli aspetti più interessanti anche di questo percorso è la possibilità di fare dei viaggi all'estero, quindi avere della possibilità anche di avere un contatto con dei gruppi di ricerca che poi possono appunto darci dei nuovi spunti per i nostri progetti, e anche questo continuo scambio di idee e metodologie sono quelle che appunto poi fanno la differenza. Oltre a questo, il dottorato ci offre la possibilità di diventare veramente specialisti in un settore molto specifico, per cui questo secondo me è un vantaggio molto importante, soprattutto se facciamo qualcosa che ci appassiona e poi sappiamo che contribuirà in qualche modo alla ricerca. Questo però, come lo aveva accennato anche il mio collega, comporta con sé delle difficoltà, però appunto bisogna essere pazienti e essere costanti, così appunto che ogni piccolo passo che facciamo comunque poi fa parte di un percorso di crescita che poi ci porterà ad avere dei risultati e delle soddisfazioni. Quindi io lo ritrovo comunque un percorso molto stimolante, pieno di sfide, e appunto anche con la comunicazione con i nostri supervisor appunto è fondamentale, perché anche loro ci possono dare dei consigli, ma molte volte anche si può avere un confronto molto diciamo molto proficuo, ecco, soprattutto quando si ha a che fare con diversi enti, quindi quando si va all'estero si capisce anche come ragionano là e come si può anche includere diverse metodologie anche sulle metodologie sviluppate nell'Università di Udine ad esempio, e quindi sì, quindi per me è stato molto stimolante, e soprattutto se qualcuno è curioso credo che questo è un percorso che è molto valido e appunto ci arricchisce molto, e ecco, questa è un po' la mia opinione. Sono molto contenta appunto di questi anni e appunto ogni sfida che c'è stata comunque ho avuto il supporto necessario anche per affrontarle. Ecco, grazie. Tra l'altro tu Anna Paola hai fatto tesi anche in azienda, in collaborazione con un'azienda che diciamo è una delle possibilità, chiaramente non è sempre facile, devo dire, interagire con l'ambiente sì. industriale per vari motivi che non staremo qui a elencare, sì. Però chiaramente ecco, anche poi le attività che vi ho elencato hanno tutte un aspetto applicativo importante, quindi anche nel momento in cui ci sono dei progetti di dottorato di natura molto più fondamentale, alla fine comunque un qualche tipo di ricaduta la si cerca sempre. Quindi nel caso di Anna Paola il progetto nasceva proprio in collaborazione con un'azienda che appunto è anche questa un'esperienza interessante, no? Sì. Capire poi come nel mondo del lavoro pensano, ragionano e si approcciano a problemi anche di ricerca. Esatto. Bene. Bene, buongiorno a tutti e tutte, grazie per essere qui. Oggi vi racconto perché un dottorato in ingegneria industriale e dell'informazione può essere una scelta importante per il vostro futuro, non soltanto come prosecuzione degli studi, ma come percorso di crescita personale e professionale.
L'idea centrale di questa presentazione è semplice: il dottorato non è un prolungamento dell'università, non nel senso tradizionale, è un'esperienza diversa in cui si impara a produrre conoscenza nuova. Questo è un aspetto che era già stato messo in evidenza anche dal dottorando di informatica. Invece di leggere i paper si inizia a scriverli, a lavorare su problemi aperti, a costruire competenze profonde che possono avere un impatto reale nella ricerca, nell'industria e nella società. Okay. La prima domanda quindi è: perché fare un dottorato oggi? La risposta secondo me è che viviamo in un'epoca in cui i problemi più interessanti e più importanti sono anche i più complessi. Pensiamo all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità, ai sistemi energetici, alla salute, alla manifattura avanzata, gestione dei dati, sicurezza dei sistemi. Quindi fare un dottorato vuol dire imparare a stare dentro questa complessità, significa lavorare su domande che non hanno già una risposta pronta, significa sviluppare in modo autonomo rigore, capacità, analisi critica. Ma c'è un altro aspetto, anche questo già evidenziato negli interventi che mi hanno preceduto. Il dottorato costruisce un profilo molto forte, vi rende capaci di affrontare problemi difficili, imparare rapidamente, progettare, analizzare, sperimentare e comunicare i risultati. Quindi in sintesi il dottorato è il luogo in cui la curiosità e il talento possono trasformarsi in un contributo concreto, l'occasione per lasciare una traccia in una disciplina in cui sperabilmente si è appassionati. Spesso chi non conosce il dottorato immagina un'attività fatta solo di studio individuale, non è così. Durante il dottorato si progetta, si misura, si modella, si programma, si costruiscono prototipi, si analizzano dati, si scrivono paper, si discutono idee, si presentano i risultati. Si parte da una domanda non banale, la domanda di ricerca, poi si scelgono metodi e strumenti, si raccolgono dati, si sviluppano modelli, si fanno esperimenti, si mettono alla prova le ipotesi e soprattutto si discute continuamente il proprio lavoro con il supervisore, con il gruppo di ricerca, con gli altri colleghi, con la comunità scientifica in senso più ampio. Questo è un punto importante: il valore del dottorato non sta solo nei contenuti specifici, ma nel fatto che vi insegna a gestire problemi complessi, ambigui, aperti, problemi di cui non esiste una soluzione già confezionata. È proprio questa capacità che poi diventa preziosa anche nei contesti professionali, e anche questo è già stato evidenziato. Il dottorato è un percorso triennale, unisce ricerca avanzata, multidisciplinarietà e formazione complementare. Si entra con una buona preparazione disciplinare, ma si esce con qualcosa di più, una vera identità scientifica e professionale. Quindi questo dottorato è una caratteristica importante, mette insieme anime diverse dell'ingegneria industriale e dell'informazione. Questo significa che chi entra in questo ambiente non lavora in un contesto chiuso, ma in un ecosistema in cui si incontrano competenze diverse, strumenti diversi e modi diversi di impostare i problemi. Inoltre la ricerca non è astratta, è spesso collegata a sfide reali, bisogno del territorio, collaborazioni con aziende, problemi con rilevanza sociale e industriale. Poi accanto alla ricerca ci sono competenze trasversali, capacità di presentare il proprio lavoro, scrivere una pubblicazione scientifica, intrattenere collaborazioni internazionali, capacità di lavorare in gruppo e di usare tecnologie avanzate. Il nostro programma si articola in 4 grandi aree che rappresentano le 4 anime del nostro dottorato, ma che sono in un continuo dialogo tra di loro. Abbiamo intelligenza artificiale, segnali e sistemi cyberfisici, che comprende temi come i controlli, l'ottimizzazione, la visione artificiale, analisi dei dati, telecomunicazioni, sistemi intelligenti. Abbiamo l'area sistemi meccanici, meccatronica e robotica, dove troviamo temi come l'integrità strutturale, analisi delle vibrazioni, prototipazione e robotica industriale. Abbiamo l'area di elettronica, semiconduttori, fotonica, elettromagnetismo, dispositivi elettronici, nanoelettronica, fotonica, conversioni di potenza. E poi abbiamo l'area che riguarda la manifattura intelligente e l'innovazione del modello di business, quindi processi, sostenibilità, organizzazione, supply chain,
e innovazione. Questa è la parte, diciamo, che fa capo all'area gestionale. Quello che rende forte questo contesto è proprio il dialogo tra queste aree. Oggi i problemi interessanti non stanno quasi mai dentro dei confini rigidi. La manifattura avanzata richiede sensoristica, dati, automazioni e controllo, l'elettronica trova applicazioni in sistemi industriali complessi, dispositivi intelligenti e tecnologie per l'energia. L'ingegneria dell'informazione dialoga continuamente con i sistemi fisici, i processi produttivi e la robotica. Per questo motivo il nostro dottorato non è solo specializzazione, ma anche capacità di confronto tra prospettive diverse. Il percorso, come dicevo, dura 3 anni, ma non è una semplice sequenza amministrativa data dai passaggi d'anno, è un processo di maturazione. Nel primo anno si costruiscono le basi del progetto, si definisce la domanda di ricerca, si approfondisce lo stato dell'arte, si impara a posizionare il proprio lavoro. È un anno in cui si acquisisce il metodo. Nel secondo anno si entra nel vivo. Sperimentazione, modelli, analisi, primi risultati, spesso prime pubblicazioni, partecipazione a convegni. È il momento in cui il progetto prende una forma concreta. E poi nel terzo anno si guarda l'impatto complessivo del lavoro, maturano i risultati, si consolida la visione, si chiariscono gli sbocchi successivi. Parallelamente succedono altre cose, corsi, seminari, presentazioni, periodo all'estero, collaborazioni. Quindi il percorso non è solo fare la tesi, ma entrare gradualmente in una comunità scientifica e professionale. Un aspetto decisivo riguarda gli sbocchi occupazionali, anche qui ci sono state anche delle domande riguardo. Dopo un dottorato si può certamente proseguire in accademia, quindi con ricerca, insegnamento, attività di laboratorio, partecipazione a progetti competitivi, ma ci sono anche sbocchi molto forti nella ricerca e sviluppo industriale, dove un profilo come quello del dottore di ricerca è prezioso per lo sviluppo tecnologico, per la prototipazione, il trasferimento di conoscenze, l'innovazione di prodotto e di processo. E poi ci sono anche centri di ricerca e innovazione, pubblici e privati, che stanno a metà strada tra ricerca avanzata e applicazione concreta e che richiedono proprio persone capaci di collegare la visione scientifica all'impatto operativo. Quindi quello che conta in fondo non è solo il sapere accumulato, ma il tipo di problemi che si impara ad affrontare. Questo è un grafico che mostra dove lavorano i nostri ex studenti. I dati riguardano i dottorandi che hanno terminato tra il 2020 e il 2024, quindi analizzano 4 anni. Come vedete, una buona fetta, quella in blu, 55%, sono impiegati in accademia, e questo era un po', diciamo, se volete, il default, anzi va sfatato il mito che il dottorato serve solo a lavorare in accademia, quindi l'altra metà però lavorano nell'industria, quindi abbiamo a decrescere sviluppo ingegneristico, che è la fetta in arancione, management, la fetta in verde, consulenza imprenditorialità, che è la fetta in viola, e servizi ad alta qualificazione, che è la fetta in quel colore lì, giallo. Sì, non vi dico, non c'è il classico grafico occupati e non occupati, perché come già menzionava il collega, l'occupazione è naturalmente al 100%, quindi si tratta solo di capire se è una buona occupazione oppure no, e i dati ci mostrano che è una buona occupazione. Vi starete chiedendo, siete qua, sono la persona giusta per il dottorato? Beh, quello che voglio dirvi è che non serve essere un genio, non è il punto questo, contano molto di più la curiosità, la disciplina, la disponibilità a mettersi in gioco, la voglia di capire a fondo i problemi, la capacità di accettare che la ricerca è fatta anche di tentativi, errori e revisioni. Se vi piace andare oltre la superficie delle cose, non vi spaventano i problemi aperti, se volete lavorare con rigore in un ambiente stimolante internazionale, allora il dottorato è davvero il posto giusto. Il mio invito è questo: fate domande ora, qui o in seguito, parlate con i docenti, venite a conoscere i gruppi, cercate di capire se questo percorso risuona con le vostre ambizioni. Aggiungo che il 21 maggio, quindi tra breve, il nostro dottorato organizza la sua giornata più importante, la PhD Conference, nella quale i dottorandi presenteranno il loro lavoro.
quindi primo anno, secondo anno, terzo anno, e ci sarà anche una relazione invitata da parte di una nostra ex dottoranda che ci racconterà come il dottorato ha avuto un impatto nella sua vita professionale. Quindi siete tutti invitati il 21 maggio in questa stessa aula a partire dalle 9, PhD Conference. Questo è il sito, io sono della Fusiello, era già stato detto, questo è il sito web del dottorato, qui trovate anche il codice QR. Cedo la parola al dottor Zironi che ci racconterà la sua esperienza di dottorato. Qualcosa. Vi racconto qualcosa. Beh, innanzitutto grazie di essere qua. Quando mi hanno detto che dovevo fare il testimonial per ingegneria gestionale dell'informazione, quindi industriale dell'informazione, in realtà mi sono posto la domanda di che cosa raccontarvi, che cosa avrei voluto sentire dire io quando ero al vostro posto. E la risposta non è banale. Io neanche lo volevo fare il dottorato, ve lo dico sinceramente, e non ho problemi a nasconderlo. Però poi alla fine qui sono. Anzi, ancora peggio, sono rappresentante dei dottorandi. Quindi mi hanno messo pure a fare questo compito che ho accettato di buon grado. Però voi dovete fare questa considerazione. Voi adesso avete 3 carte in mano da giocare, perché ormai siete prossimi al mondo del lavoro. Avete la carta dell'andare a lavorare in azienda, la carta del seguire magari un master di approfondimento e la carta del dottorato. Non è che necessariamente dovete giocarvi queste 3 carte una sola volta nella vita, però l'ordine col quale potete giocarvi queste carte può cambiare in maniera importante quello che è la vostra prospettiva nel mondo del lavoro. Io me la sono giocata andando prima a lavorare e poi tornando indietro nell'accademia per fare il dottorato. Perché sono tornato indietro? Perché nel mondo del lavoro, e io ho fatto il consulente per tantissimi anni prima di iniziare la carriera di dottorato, mi sono reso conto che c'erano dei limiti nel settore dove lavoravo io, e io ho iniziato a lavorare ingegnere gestionale triennale magistrale, ho iniziato a lavorare nel settore del food and beverage, un settore meraviglioso che io raccomando sempre, ma che dal punto di vista degli approcci gestionali, degli approcci alla sostenibilità che non siano puramente tecnici, ma più di organizzazione, gestione dell'operations e supply chain, c'erano delle grosse lacune, dei grossi limiti. Lacune e limiti che i libri di testo e le cose che avevamo studiato all'università colmavano in parte. E allora mi sono posto il problema di dire, ma possibile che non si possa in qualche modo riadattare qualche modello per renderlo più efficiente anche in queste filiere? E da così è nata il mio tema di ricerca nel dottorato. Io sono andato a parlare col mio supervisore, gli ho fatto la domanda e lui mi ha detto questo sarebbe un ottimo argomento da affrontare all'interno di un percorso di dottorato. Manco mi sentivo all'altezza io del dottorato, ho avuto i primi mesi la famosa sindrome dell'impostore, te vi dico la verità. Però poi in realtà il dottorato è bello perché lo affronti proprio, come diceva prima il professor Fusiello, ma anche il professor Marchioli, con uno spirito anche di trasversalità nei temi che tratti. Io sono entrato con un progetto di ricerca. Il mio progetto di ricerca era un progetto multidisciplinare, continua ad esserlo. E per affrontare questo tema ho fatto ricerca io, ho passato, credo, un quarto del mio tempo in azienda a raccogliere dati e a fare sperimentazione. Ma poi mi sono confrontato con altri docenti, con tanti miei colleghi, perché il bello anche del nostro dottorato è questo, noi siamo un bel gruppo unito, poi essendo il rappresentante avevo un feedback diretto con loro, magari colleghi che si occupavano più della parte di artificial intelligence, colleghi che si occupavano più della parte magari di gestione dei dati, no? E quindi alla fine queste contaminazioni mi hanno portato ad avere non soltanto il mio focus e le mie pubblicazioni, ma a lavorare anche in una serie di progetti trasversali. Ho partecipato a un PRIN, che qua vedete che è un progetto di rilevante interesse nazionale, su una dinamica che non era strettamente connessa col mio progetto, che è quello della portare l'Industry 5.0 all'interno del settore vitivinicolo, quindi delle cantine del wine. Il mio era più un progetto sulla sostenibilità,
però la contaminazione mi ha portato anche a fare questo. Alla fine il dottorato mi ha portato a fare più di quelle che erano le pubblicazioni che avrei mai pensato di fare. Sono a qualcosa come una decina di pubblicazioni scientifiche, ne ho fatte altrettanto da un punto di vista tecnico. Quindi tutto sta nel come voi vivete il dottorato. Voi potete entrare e fare il vostro progetto di ricerca, portarlo avanti e sicuramente avrete soddisfazioni se lo fate bene. Diventerete autonomi, perché l'obiettivo del dottorato è che diventiate autonomi. Ma se lo vivete con una visione più ampia, il dottorato vi permette di viaggiare. Quella cartina dell'Europa che vedete lì sono i punti dove sono andato a fare le conferenze e dove sono andato a collaborare con aziende. Vi permette di conoscere non soltanto quelle che sono altre persone all'interno dell'accademia, ma vi permette di farvi conoscere all'accademia e farvi conoscere alle aziende. Si parlava prima di occupazione. Io ho da quasi il secondo anno nel quale sono dottorato domande da parte di aziende che quando vedono il mio curriculum su LinkedIn mi contattano e mi chiedono se sono disponibile a fare collaborazioni. Quindi il settore risponde da questo punto di vista. Tutto sta nel come voi affrontate questi 3 anni. È richiesta una grande maturità, ma da questa maturità, se l'affrontate e sfruttate tutte le possibilità che vi dà, vi posso garantire che vi portate a casa un sacco di benefici e di opportunità. Quindi, come diceva il professor Fusiello, se volete veniteci a parlare, noi siamo disponibili sempre, la nostra porta è sempre aperta, e detto questo, in bocca al lupo e buona scelta a tutti. Buonasera a tutti, come avete sentito presento un corso di dottorato che è multidisciplinare perché in scienze matematiche e fisiche, e potrei dire anche con una gambetta sola perché sfortunatamente a Udine non c'è il corso di laurea in fisica. Ciononostante abbiamo tantissime domande anche da parte di fisici, perché vi spiegherò adesso perché. Allora, come mai uno dovrebbe fare un dottorato in matematica e fisica? Forse chi studia matematica e fisica è la persona che se lo chiede meno perché fare un dottorato, però ripeterò ancora una volta quello che è già stato detto dai miei colleghi, forse con una creazione un po' diversa. Diciamo, come è stato già detto, dovete essere curiosi, e i matematici e i fisici sono curiosi per natura, se no non avrebbero scelto questi percorsi, e soprattutto avere il coraggio e la voglia di affrontare problemi che sono ancora aperti, anzi, diciamo, questa è normalmente l'ambizione nostra, di andare a cercare cose complicate e che non sono state ancora studiate, o se studiate non sono state ancora risolte. Quindi si tratta appunto non di fare semplicemente dei compiti a casa o dei facili esercizi a cui ci hanno abituato nei primi corsi universitari, ma affrontare qualcosa che veramente è challenging. E se questo, diciamo, vi eccita piuttosto che spaventarvi, allora sicuramente dovreste fare un pensierino sull'affrontare il percorso di dottorato. Una cosa importante del dottorato che è stata detta anche, ma che per noi è particolarmente importante, è che il dottorato vi insegna anche a come pensare. Questa è una cosa molto importante, soprattutto lo stiamo vedendo per le ultime generazioni che arrivano all'università, in cui si è un po' persa questa abitudine, diciamo. Sfortunatamente io non sono un analista, una studiosa di sociologia e di educazione, ma quello che vediamo è che la preparazione con cui i ragazzi arrivano all'università purtroppo è sempre più bassa, indipendentemente dalle scuole. Parlo naturalmente in media, perché poi la percentuale di quelli bravi è sempre quella. E quindi, diciamo, c'è un po' questa tendenza a imparare a memoria, a fare il meno possibile, mediamente sempre. Il dottorato, diciamo, veramente vi insegna a come pensare e non soltanto a imparare cose, veramente vi forma come persone. Ho il tutorial che, diciamo, è veramente stato studiato per gender equality, perché oltre a essere un ragazzo è un matematico, mentre io sono fisica, quindi sentirete tutte e due le voci, ma posso fare anche io da testimonial per il dottorato di fisica. È stato forse il periodo più bello della mia vita, sicuramente quello in cui mi sono messa in gioco, e il periodo poi determinante per tutto quello che ho fatto dopo. Ho trovato nel corso della mia esperienza posso dire veramente dei maestri che mi hanno
guidato non tanto, non solo nel risolvere i problemi che dovevamo affrontare, ma in generale anche nell'affrontare la vita. Perché quello che si impara soprattutto è saper gestire i fallimenti, saper provare e sbagliare, che è quello che anche ci manca un pochetto ultimamente, no? All'università non si può sbagliare, ormai gli esami, diciamo, non sono più una difficoltà come era prima, e si arriva all'età adulta che si ha bisogno dello psicologo, perché se qualcosa va male non abbiamo le forze per gestire la difficoltà, ecco. In questi 3 anni di dottorato si impara, ma si impara in modo piacevole, in modo interessante, e io personalmente sono uscita veramente con una persona diversa da come ero entrata. Ci sono poi i lati pratici che, come è stato detto, a differenza, diciamo, del percorso universitario, non è un vero e proprio lavoro, si viene pagati, non tanto purtroppo, questo è un pochino un problema che abbiamo in Italia, però insomma qualcosa si viene pagati, e comunque è un investimento che fate per il vostro futuro, si viene ripagati anche in qualche modo con dei benefici, la possibilità per esempio di andare a conferenze, l'avete sentito anche prima, collaborare con persone che sono massimi esperti del particolare settore, perché poi non lavorate solo con le persone che sono qui, che comunque vedrete, abbiamo un collegio docenti che è di altissimo livello scientifico, ma avete la possibilità anche di venire in contatto con altri centri di ricerca, altri istituti, altre persone, altri scienziati, e soprattutto di dare un contributo attivo alla ricerca. Avere un dottorato in mano non è semplicemente avere un titolo, il famoso pezzo di carta per cui molti vengono all'università, ma è presentarsi davanti a un istituto di ricerca, un'industria o quant'altro, con una specie di patente che vi dice voi siete le persone che sono capaci di risolvere problemi anche su una lunga distanza, cioè non solo il fatto di affrontare un problema complesso, spacchettarlo, riuscire a gestirlo, ma anche su un periodo lungo ed in modo sempre più autonomo. E queste capacità sono veramente molto richieste in tantissimi settori. Cercherò adesso di dimostrarvelo. Il tipo di carriera che si può fare da matematici e fisici con dottorato, e rimango un po' sul generico perché appunto non posso fare l'elenco di tutto quello che un matematico dottorato, un fisico dottorato possono fare, ma diciamo voglio darvi un'immagine, a parte il percorso accademico che per alcuni è il motivo per cui si fa il dottorato, quindi la classica strada postdoc dopo e poi professore, e quindi una vita che si divide tra ricerca e insegnamento, ma ci sono adesso, soprattutto adesso, tantissime altre possibilità. Per esempio si può andare a lavorare in ambito data science e intelligenza artificiale, diventando data scientist, machine learning engineer, ricercatori nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che richiederà, diciamo, competenze molto diverse in futuro. Il programmatore che c'era prima non servirà più, perché adesso sapete molto bene, con Claude, ChatGPT e tutti gli altri programmi che ci sono, diciamo, non occorre più qualcuno che sappia veramente programmare, ma ci vorranno persone che hanno la visione generale e soprattutto che sanno trovare gli errori fatti dall'intelligenza artificiale. Quindi queste sono anche specializzazioni dove un matematico e un fisico che hanno una grande flessibilità, questa forse è la dote principale delle persone che escono con un dottorato di matematica e fisica, come ho sentito dire da tutti, anche da persone che operano in aziende, eccetera, quando assumono dottorati in matematica e in fisica notano una grandissima flessibilità, cioè il sapersi adattare a qualsiasi nuovo tipo di problema, di ricerca, richiesta di skills, eccetera. E potete diventare appunto ricercatori in ambito dell'intelligenza artificiale, e qui c'è tutto poi una serie di topic che potete andare a invadere, come la statistica, l'ottimizzazione, algebra lineare, modeling, insomma ci sono tantissime. Poi c'è la finanza cosiddetta quantitativa, fare il cosiddetto quant analyst, quelli che fanno i modelli di rischio, calcolano algoritmi per le aziende, quindi in questo caso probabilità, processi statistici, eccetera. C'è tutta l'industria tecnologica in cui sono richiesti algoritmi, crittografia, di nuovo ottimizzazione, simulazione, modellizzazione, laboratori di ricerca, non solo quelli accademici, ma ci sono laboratori pubblici, laboratori privati in cui si fa ricerca e sviluppo,
nel campo della tecnologia, dell'energia, della difesa. Per i fisici strade diciamo aperte sono nel campo dei semiconduttori, della fotonica, adesso va molto di moda, ottica, scienze dei materiali, l'energia, rinnovabili, fusione, aerospazio, difesa. Purtroppo stanno diventando posti dove molti fisici vengono e anche matematici vengono impiegati. Poi c'è una strada diciamo come consulenti sia per strategia sia più propriamente tecnici, e poi alla fine l'ho messa per ultima, ma non necessariamente ultima, anche l'insegnamento non universitario nelle scuole. Avere comunque una persona che va nelle scuole con l'esperienza del dottorato è un valore aggiunto per le persone che poi arriveranno all'università. Le aree di ricerca del nostro dottorato sono tantissime, quindi non posso andare a far vedere una slide per ogni area, e se ne salto qualcuna ci sarà sicuramente qualcuno che rimarrà un pochino triste e scontento, per cui vi faccio vedere qui, diciamo, per quanto riguarda la matematica, andiamo dalla matematica più pura, più teorica, fino a matematica un pochino più applicativa. Abbiamo anche statistica dentro, e una matematica diciamo più operativa appunto. Per quanto riguarda la fisica, anche spaziamo dalla fisica delle particelle agli acceleratori, l'astrofisica, fisica dei materiali, nanotecnologie, semiconduttori, energie rinnovabili, c'è di tutto. E quello che posso dire appunto è che il nostro collegio di docenti ha diciamo, un parco di scienziati e ricercatori che è veramente di alto livello e che ha connessioni fortissime con laboratori in tutto il mondo e centri di ricerca in tutto il mondo. E tra parentesi, le connessioni che ho fatto io all'epoca del dottorato, nei laboratori che ho girato, mi sono servite fino ad oggi. Sono connessioni fortissime che si fanno. Il vostro docente di riferimento, che dovete scegliere con attenzione, perché in questi 3 anni saranno cruciali per la vostra vita, è una persona che vi seguirà molto probabilmente anche dopo, con consigli, suggerimenti, vi aiuterà a costruire una rete di networking che poi qualsiasi cosa voi andate a fare sarà preziosissima. Il dottorato in scienze matematiche e fisiche è un dottorato molto giovane, è nato nel 2020, prima era dottorato insieme a informatica e poi si è separato, adesso siamo arrivati al 42esimo ciclo. Per quanto riguarda le prossime sessioni, i bandi si sono aperti proprio adesso. Qua vedete le date di apertura, di chiusura e l'avvio del dottorato, ve l'hanno già mostrati, quindi sono sempre gli stessi. E quindi vado veloce. Se volete avere un'idea dell'offerta didattica che è stata elencata finora, ma non è ancora completa, la trovate a questo sito web, comunque avrete le slide. E qui c'è l'elenco dei supervisori per ogni disciplina, quindi li vedete per matematica, per statistica e per fisica, con diciamo il campo di ricerca, per cui può servire come riferimento se qualcuno poi vuole approfondire, sapere esattamente che cosa si studia, con che contatti in Italia, all'estero, eccetera, può contattare anche direttamente il docente di riferimento. Questo è per statistica e questo è per fisica. Quindi qua, come vedete, come mostrato prima, facciamo un pochino di tutto. Quest'anno abbiamo 8 borse, 6 diciamo sul tema generale del nostro Ateneo, più 2 borse che ci hanno dato 2 enti esterni, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Pur non essendoci fisica, diciamo, questi enti si sono fidati di noi in qualche modo e ci hanno dato la loro fiducia dando 2 borse. Per quanto riguarda l'attività di dottorato, vi è stata già illustrata ed è simile anche per matematica e fisica, quindi c'è un primo anno in cui bisogna seguire corsi, scuole, parte organizzati dall'università, parte esterni, parte trasversali, parte tematici, e comincia anche però l'attività di ricerca. E alla fine dell'anno bisogna fare un report di quanto si è fatto, sia dal punto di vista del lato learning, sia dal punto di vista della ricerca. Nel secondo anno normalmente si conclude l'attività appunto di seguire corsi, eccetera, e c'è l'immersione completa nella ricerca e comincia però anche un po' di insegnamento, quindi noi non diamo più di 20 ore al massimo di insegnamento, e di nuovo anche alla fine del secondo anno dovete fare un report.
Il terzo anno è l'anno della conclusione della vostra ricerca e della scrittura della tesi, che è una cosa seria. La tesi è un lavoro che sperabilmente va verso una pubblicazione. C'è ancora insegnamento, c'è la possibilità di esporre i propri risultati all'interno dell'università e alla fine si viene ammessi normalmente all'esame finale con una review esterna della vostra tesi. E alla fine, finalmente, terminato questo percorso, all'inizio dell'anno successivo c'è la discussione della tesi e l'ottenimento del titolo di dottore. Qui vedete una foto della piccola festa che abbiamo fatto in occasione dell'arrivo dei dottorandi lo scorso anno. Trovate anche il mio nome e la mia mail, c'è anche il mio vice direttore che è Guglielmo Feltrin, che ho messo perché oltre ad essere bravissimo e darmi una mano è anche un matematico, per cui a seconda degli interessi potete confrontarvi o con me o con lui, o con tutti e due volendo. L'ultima cosa che volevo dirvi è che il nostro dottorato da quest'anno si avvale anche di un advisory board, che è una specie di, oltre al collegio dei docenti, una specie di consiglio esterno con cui ci siamo già riuniti e del quale fanno parte veramente dei ricercatori di alto valore della Scuola Normale Superiore di Pisa, del Centro di Ricerche Oncologiche di Aviano, oltre che il direttore del CNR. Quindi ci hanno dato anche dei buoni suggerimenti per migliorare ancora di più il nostro corso di dottorato. Quindi a questo punto, se le domande le facciamo alla fine, giusto, passerei la parola al nostro testimone, al ritardatario Gianmarco Osso, bravissimo, però lavora sempre per quello. Ciao a tutti, sono Gianmarco Osso, come è stato già detto dalla professoressa Cobal, e sono un dottorando al terzo anno nell'area della logica matematica. Il mio supervisore è Alberto Marcone, che è un bravissimo matematico dell'Università di Udine. E niente, se dovessi un po' riassumere la mia esperienza, direi che è abbastanza in linea con quello che ha detto la professoressa Cobal. E durante questi 3 anni mi sono reso conto che effettivamente sono cresciuto molto come persona, un po' come quello che diceva la professoressa prima, nel senso che se mi confronto a come ero all'inizio mi rendo conto che ho capito molte cose su di me, ma anche in particolare sul modo di affrontare problemi nuovi, sul modo di imparare nuove cose. Devo dire che adesso imparo diversamente da come imparavo prima. E quindi sì, devo dire che quello che ha detto la professoressa Cobal è verissimo. Il dottorato vi dà molto anche proprio come persone, vi rende capaci di imparare diversamente e molto più flessibili di come eravate di come si è quando si inizia. E la mia esperienza è stata, devo dire, tutto sommato positiva. Ci sono stati degli alti e bassi, come ha detto la professoressa Cobal, si deve anche imparare a gestire il fallimento che inevitabilmente prima o poi arriva, però mi ha dato anche un sacco di soddisfazioni. In effetti probabilmente anche prima di iniziare sapevo di essere un po' il tipo di persona che avrebbe avuto beneficio dal dottorato. Era una persona interessata a affrontare cose nuove, non semplicemente fare il compitino, e ho avuto l'opportunità di farlo qui a Udine. Ho avuto l'opportunità di interfacciarmi con delle persone molto brave in quello che fanno, che mi hanno appunto dato molto dal punto di vista sia scientifico che umano, in svariati posti nel mondo. Adesso non vi voglio fare la lista, però ho avuto anche modo di girare molto e questa è sicuramente una cosa che col dottorato, se vi interessa, si fa molto tranquillamente, e ho creato connessioni veramente con scienziati di tutto il mondo. Quindi questa è un po' la somma della mia esperienza, devo dire abbastanza ben descritta dalla professoressa Cobal, e direi che questo è un po' tutto quello che avrei da dire. Ovviamente sono disposto a ricevere le vostre domande.